Salve amici! Bene, oggi inizierò con voi un percorso particolare, un po' me l'avete chiesto voi, attraverso i messaggi, i messenger, via mail, eccetera, ovvero che cosa? Parlare un po' delle canzoni che ho scritto in questi anni. Mi chiedono che cosa, come è scritto Stellas, come arriva la musica, come arriva il testo e quindi ho deciso di mettere su, con mezzi veramente di fortuna, una piccola rubrica dove mano a mano anche che altre richieste arriveranno, io cercherò di parlarvi di quelle che sono le mie canzoni che insomma in qualche modo sono entrate a far parte della vostra vita. Comunque andrò in ordine. Ovvero, ci sono canzoni delle quali mi è stato proprio che raccontami come è nata, puoi dirmi che cosa ti ha ispirato Stellas oppure Coro Scantende, Lea Savida, Boga Anima e Spera. Ebbene, è quello che faremo qua dal mio studio, con tutte le mie cose intorno, con il mio mondo, perché se queste canzoni sono entrate in parte a far parte della vostra vita, è giusto che io non vi tenga a distanza, ma dovete stare a casa mia e vedere qual è il mondo che mi circonda quando scrivo, quando musico. Io sono qui, la rubrica inizia con questo video. Come si chiama la rubrica? Si chiama La Rubrica, e quindi iniziate pure a richiedere altri titoli, a fare domande e io vi risponderò. Ascolteremo i brani e ascolteremo dei pezzi, quindi iniziamo da qui. Aspetto le vostre mail a marialuisacongiu.mlc@gmail.com oppure nei miei profili Facebook, su Messenger. Ricordate, su Messenger usate sempre il profilo 3S perché è quello che ho sul telefono. Il bene inizia e a metà dell'opera. Spero di aver iniziato bene. E grazie per adesso. La prima canzone che faremo a breve credo sarà Perdona Mossa. Un abbraccio grande a tutti, ma scherzo bene. Guardate un po', Nutella, cosa della quale io sono golosissima. Un periodo regalavano gli adesivi e quindi c'erano anche quelli regionali, non so se vi ricordate la cosa. E io ho fatto questa cosa qua, lo leggete al contrario, magari comunque coro meu, quindi il mio ballo sardo, mi ci sono fatta un portapenna. E siccome, sembra così, ma anche la Coca-Cola ogni tanto fa delle cose, no? Quindi ecco il bicchiere, musica e felicità. Praticamente tutti gli slogan che servono per animare così le giornate musicali di ognuno di noi. La mia mania per le penne. La mia mania per le penne. Questa è carinissima, ma ne ho tantissime, serie e meno serie. Questo è il mio studio, questa è la mia copertina. Quando ho freddo me la stendo sulle gambe, quindi veramente accampata. Nel mio studio ci sono tante cose di 25 anni di musica, tante cose particolari. Poi magari ogni tanto prendo anche, vi faccio spulciare anche nella mia libreria. Mi porto proprio dentro casa mia dove lavoro e parliamo un po' di queste canzoni. E questi sono i titoli delle canzoni che ho scritto in tutti questi anni, testi e musiche, che ho scritto da sola, che ho scritto anche in collaborazione con altri amici, colleghi come Nicola Cancedda, come Gigi Sanna, Istentales, Luciano Pigliaro, Daniele Barbato, insomma sono tante le persone con cui ho collaborato, ovviamente primo fra tutti mio marito Pasqualino Puleghedo, nel quale abbiamo scritto brani tipo Zanotte Saiana, Negosò, insomma sono tanti. La tastiera bruttissima là dietro, che è orrenda. Il mio pianista ufficiale Daniele Serpi Me la romperebbe sulla schiena. qualora io lo facessi entrare qua, non lo farei entrare mai, ma scherzo bene.